quando mi chiedono che tipo di lavoro fai e io gli dico imbottiture, dopo se loro non chiedono altro io rimango nel vago. Ma se mi chiedono imbottiture per letti, no, gli faccio imbottiture per cofani funebri e là tutti si gelano, si terrorizzano. La maggior parte si terrorizza e non vuole parlare di questo, ma anche se effettivamente noi non veniamo comunque a contatto con il defunto, perciò non c'è niente di negativo, di lugubre nel nostro lavoro, anzi tessuti. Chi non sa il tipo di lavoro che facciamo magari pensa che facciamo bambole o facciamo bomboniere, invece tanti sono curiosi. È molto divertente soprattutto le facce che fanno quando gli dici imbottiture per cofani funebri, si gelano la maggior parte, oppure fanno il gesto scaramantico, quello più comune. Sono Marina, lavoro all'interno della LG SRL. Siamo una ditta che produce imbottiture funebri qui a Spresiano in provincia di Treviso, perciò siamo nel campo tessile. È una realtà piccola, siamo una piccola azienda e siamo riconosciuti nel nostro mercato perché facciamo cose su misura con tantissime personalizzazioni. Non abbiamo quasi niente di standard. Ogni cliente ha la sua particolarità e cerchiamo di salvarci proprio per questo. Perciò non facciamo grandi numeri, ma facciamo tutte cose particolari e personalizzate. Mia mamma, che già lavorava all'interno dell'azienda da quando ne aveva 16, decide di prendere in mano l'attività dopo che aveva deciso di stare a casa per la maternità di mio fratello. Perciò lei aveva chiuso con questo settore. Ai 40 anni le dicono che l'azienda vuole chiudere e allora lei praticamente decide di prendere in mano tutta questa attività con un briciolo di follia e allora io a 6 anni mi trovo che facevo i compiti all'interno dell'azienda perché comunque ero piccola. Poi ho proseguito comunque nel corso degli anni che durante magari le vacanze venivo qui, vedevo questo mondo, partecipavo alle fiere di settore, mi piaceva e allora dopo la maturità ho deciso di intraprendere questo percorso. È stato difficile entrare in questa azienda dai 19 anni in poi perché le persone che mi avevano visto quando ero piccola mi consideravano sempre piccola e non capivano il passaggio dell'età, il cambiamento. Un consiglio che mia mamma mi ha sempre dato, che l'ho sempre apprezzato molto, è stato quello di partire da zero, cioè fare le cose più basilari, perché se tu sai fare le cose basilari, dopo puoi considerare i tempi e capire i passaggi dove sono. Se invece mi avesse messo direttamente in ufficio o in una posizione comunque più alta, non avrei mai capito questi passaggi. Con il passare dell'età, comunque ora sono 12 anni che sono dentro, ho potuto approfondire quasi tutto, non dico tutto ma quasi tutto, perché conoscendo le cose ho potuto fare dei cambiamenti e secondo me in base al mercato dove andava, sbagliando oppure no, non lo so, tra qualche anno non lo sapremo, ho fatto dei cambiamenti abbastanza radicali, perché noi abbiamo sempre un tipo di settore e tipologia di lavoro che è all'interno dell'artigianato, però il mondo cambia, il mercato anche nostro cambia e allora ho cercato di apportare sia modelli che magari far cataloghi, guardare sull'immagine dell'azienda, cercare di elaborare un logo, anche le visioni delle fiere magari gestite in modo diverso, hanno portato a fare dei cambiamenti. Qualsiasi nostro prodotto viene creato partendo dalla scelta del tessuto. È una scelta che è molto difficile perché ogni prodotto, il tessuto va proprio ricercato in base al modello che noi vogliamo fare. Non sempre il primo tessuto che scegliamo dopo sarà quello definitivo. C'è la prova pratica e poi c'è la prova anche attraverso la foto, perciò bisogna scegliere un prodotto che venda dopo su catalogo e anche quello è molto difficile. Quando ne parliamo di su misura, parliamo di prodotti in base alle taglie, perché anche le casse hanno determinate taglie e per personalizzazione oppure su misura fino a qualche anno fa era un tipo di lavoro che veniva tramandato di padre in figlio, perciò ogni impresario ha lavorato per anni con il proprio metodo di lavoro, che non è detto che fosse uguale a quello delle altre ditte. E allora noi, dato che la produzione è qua, la facciamo 100% qua da noi, ogni cliente ha sviluppato una sua personalizzazione che l'aiuta nel proprio lavoro, cioè semplifica il proprio lavoro. In CNA sono arrivata perché mia madre all'epoca aveva fatto gestire le paghe dalla CNA, poi abbiamo deciso di fare i corsi, l'RSPP, il corso dell'antincendio, i corsi classici all'interno di CNA.
anche per avere un proseguo, cioè dopo quando scadono loro automaticamente ci chiamano per avere una continuità di corso. E poi tutti gli altri incontri che voi fate possono essere stimolanti e il bello è che ti metti a confronto con persone che magari lavorano all'interno del tuo stesso settore, perciò i problemi suoi magari ti accorgi che sono anche quelli tuoi e tutto può creare degli spunti di riflessione. Nasco per natura curiosa. Il fatto di fare un tipo di lavoro che non fosse standard e che mi permettesse di modificare determinate cose è uno dei motivi che mi ha permesso e per cui voglio stare qui dentro.